E poi, come ha ricordato un'ora fa una nota commento dell'agenzia Associated Press a firma di Mike Feinsilber, gli americani non appaiono molto sensibili in guerra alle perdite di un paese nemico. Nella seconda guerra mondiale non vennero affatto turbati dalle vittime dei loro bombardamenti aerei che sono risultati in 1 milione di tedeschi morti e il doppio, 2 milioni di giapponesi caduti. E per una curiosa coincidenza i circuiti interni delle reti televisive americane hanno trasmesso ieri mattina le immagini del bombardamento anglo-americano di Dresda, di cui ricorreva per l'appunto ieri il 45esimo anniversario. Poche ore dopo l'allegra battuta del portavoce del Pentagono, generale brigata Tom Kelly. Today is a healthy day of bombing. Già, è healthy day of bombing, una salubre, una sana giornata di bombardamenti. E prima della notizia dell'eccidio, altre immagini dei bombardamenti di precisione sugli obiettivi iracheni, con i commenti esaltati, entusiastici di sportivi piloti di aerei. Tono ed umori sono naturalmente cambiati quando sono arrivate le immagini orrende del rifugio antiaereo colpito e da cui venivano estratte dozzine e dozzine di cadaveri. Rammarico ufficiale per la perdita di vite umane, ma anche orgogliosa rivendicazione dell'esattezza chirurgica del bombardamento effettuato da un aereo stealth. E subito dopo il damage control, l'operazione controllo danni psicologici, propagandistici, una operazione bene orchestrata dal Pentagono. Ma c'è un'America minoritaria, quanto si vuole, ma numericamente consistente, che si ribella, che protesta per queste atrocità e per la loro mimetizzazione ufficiale. Un'ora fa siamo andati a trovare qui a New York, alla 12ª strada, un suo esponente, Ramsey Clark, ex ministro della giustizia dell'amministrazione Johnson ed uno dei più accaniti critici del Pentagono e della guerra in corso. Era appena tornato da una missione di pace in Iraq. Gli abbiamo chiesto cosa pensasse delle voci secondo cui il bombardamento mirasse sostanzialmente ad uccidere Saddam Hussein, che aveva appena concluso i suoi incontri diplomatici con il ministro sovietico Primakov. La mia impressione è che le 2 bombe sono cadute lì per caso, perché basta viaggiare in questo paese per vedere crateri di bombe un po' dappertutto, nei campi, ai lati delle strade, quando poi non le si vedono cadere nei fiumi o in mare. Quando si bombarda un paese con tanta intensità, le tragedie sono inevitabili. Questa storia di 2 bombe che centrano perfettamente un condotto d'aria ben visibile sopra un tetto e poi l'ingresso di un rifugio fa veramente ridere. Questi bombardieri stealth, esattamente 1 anno fa a Panama, mancarono di mezzo miglio il loro bersaglio. Insomma, quando si bombarda una città è inevitabile ammazzare la sua gente. Cercare di colpire Saddam Hussein in una grande città come Baghdad è come colpire un ago in un pagliaio. Ma poi gli abbiamo chiesto, ma allora tutti questi filmati sui bersagli centrati in pieno, su questi strumenti di estrema precisione? Let me say one thing about the myth of pinpoint accuracy. Il Pentagono sta facendo di tutto per ottenere stanziamenti di miliardi e miliardi di dollari quest'anno, l'anno prossimo e negli anni a venire per i suoi fantastici ordini di guerra. Ecco perché sta conducendo questa guerra come un annuncio pubblicitario di 24 ore su 24. Tutti aerei meravigliosi, questi stealth, che colpiscono solo centri militari senza fare vittime di civili, senza danni collaterali. Ma non è vero niente, sono strumenti molto grossolani. È come provare a tagliarsi le unghie con una sega elettrica circolare, si finisce col perdere il braccio. Stiamo facendo a pezzi l'Iraq, ammazzando migliaia di suoi abitanti. Continuiamo ad infierire con questi bombardamenti perché non vogliamo combattere una guerra di terra. Ecco, questo che avete visto, avete sentito, era Ramsey Clark, ex ministro della giustizia dell'amministrazione Johnson, un americano molto per bene. Grazie Lucio, se ci sono novità ovviamente puoi sempre chiamarci.